Benvenuti a questa puntata di Voces de Homines. Oggi siamo in domo di Bruno Agus in Ergoli, che ringraziamo prima di cominciare di questa opportunità che ci ha dato di questionare chi nisse. Grazie a voi che siete venuti. Tanto Bruno, tu sei un cantatore della terza generazione della Sardegna. E ti si provata a essere così? Ti si provata. È diventata una cosa naturale, però a me è diventata da una passione pure diventata una professione. E sono contento di fare quello che ho fatto, mi dà soddisfazione pure. Pensamento di buone, certo. Che è una responsabilità di pure. Cantare fronte a sul popolo, a accontentare la gente che anda a poi scrutare. E dunque vado impegno, però non mi ha obbligato nemmo, solo ho fatto della passione mia e poi dunque sono contento dello fare e su che ho fatto. Certo, ma quando minore lo passava, che poi a chi ha scusto? No, minore no. Minore dopo ho cominciato a mi appassionare, che intendia. Io a minoreddo, no, manco, quando io a minoreddo, per quando mi viene a gara in vita, che era spoetica, intendia su spoetica, ma non è mai che scurtaia, che abbiamo sempre messo a giocare con un panzetto. Poi quando ho cominciato a crescere, vedendo tempo, cantando la poesia, vedi, eravamo a uso comune, di tutto, che in vita c'è gente a me che canta io, ed ho cominciato a intendere questa gente che intende tra isso e tutto, poi dopo mi abbizzai che insomma, questa capacità di improvvisare in un verso la tenia, a volte spera sa sola, in me, che mi è facile, poi a poco mi sono abituato a ascoltare questa gara spuro, con i poeti che hanno una bidda, fino a che poi è capitata questa occasione di piegare sul palco la prima io, ed è in cui poi a passo, e questa cosa è seguita fino a come. Tu tra l'altro sei di Gairo, poi sei venuto a stare a Ergoli, ma sei di Gairo. Ma come ti sei quando eri minore? E ti aggradava? O ti queria fare la persona mia, questa campagna su bestiame, ho scritto, babbo mio è pastore, e poi, insomma, sono cresciuto, che in corso. E quando eri in scuola ti aggradava l'italiano, la poesia? In scuola avevo sempre il suo pensamento, se scuola paria pesante, che sempre il suo pensamento di questa campagna su bestiame. Infatti mamma mia queria che sarà seguito pure andare a scuola, però babà non era io né che né nonno, che serviva da aiuto in campagna pure, però Dio sa, se te avevi sempre il gusto di fare il suo pastore, non è che tenia l'idea di andare a scuola, no? E poi a Pustesi, quando ho cominciato a cantare, mi toccava di studiare a Malagana, che tocca di essere aggiornato, tocca di scrivere qualche cosa, che non si può fare questa professione. Certo. E dunque mi piace pure a leggere, non è che l'ho fatto, però se non io devo andare a cantare, probabilmente io leggo per spacco, per il suo obbligo, che me l'impone del suo lavoro che ho fatto. Certo, un obbligo bello però. Che poi la lettura regale, per uso legge, se per questa passione alla lettura, e per uso ti stimola da iscrivere, che per uso si iscrivi e per uso non sappiamo che teniamo da iscrivere. Certo, certo. E la prima volta che hai cantato in un palco, come ti sei stata? Io sei stata e come ti sei stata? La prima volta è stato in 80. In 80 quanti anni aveva? Vi è capitato che sono del 57, quindi tenia quasi 23 anni, ancora non lo sei fatto, il 22 tenia tanto. E comunque abbiamo organizzato questa gara poetica pro dilettante, se il Bono,
per la festa di Santo Cristolo, che viene la prima chita dei capitani. E io un manzano vi ho rientrando de coile, su bestiame, sorella mia, quando sono arrivato a domo, mi hanno dato mica bisogno bene tutto questo del buono, che hanno chiesto di invitare a questa gara poetica il buono, gara poetica il buono. Ma io non sapevo, ma poi compreso che cantai perché in questa vita da voi, ma a livello di magazzino, con un amico ormai. E poi quando mi andavo che stanno in su palco, poi dopo bere con il puro, e tutto in su palco, una maetta so quando era a fare guerriere, sorte sa tre vita spuro. E là per l'apponato che no, ma mica deve tornare a bene, che l'apponato che già vi sa cantare l'ompere. E a bere, dopo un po' che una mezz'oretta che ha passato e arrivano, questo orduoso, che in pratica poi vedi uno che deve cantare tutto, questo sapere soldi che poi da un primo anno con il suo ha cantato me da pure un suo palco, abbiamo cominciato a fare. E quindi mi hanno proposto questo, che io so che è una gente della zona, domandai a servire che li conosco che canta io, da compreso. E quindi che li conosco ha fatto solo me e mio. E appena può cantare sul palco, no? No, manco ben pensatas, non vado da te. E comunque li sai nato che no. Poi però la hanno nato un attimo, da gare tu, non fai da gare, vedi sterzili, però vedi cresci tu in gairo e tutto, e il suo pure canta io. Che tanto però abitai in Cardeto. Hai anche cercato il suo pure, e tanto l'hanno nato per suo conto mio, che li sei nato che no, noi sanno che già lo convinco da Bruno. Vedi non meno per un anno, dei anni, io sono venuto a Gimbe. E tanto, vi pensi da vita, ma è nata, e tanto sta a cantare una paiottata, andiamo, e come te la scantiamo, e si può cantare in quei pure, quindi siamo andati a terra pese, e sei nato chi. E mi lamento, ma vai a gente a me che cantai bene con tutto un meno a mano, devo sopra un minore che vivia. E stimende? Di fronte a questa gente non fu abituato, devo né nulla, poi amico tutto che hanno iscritto questo, quindi sono andato tutto il buono. E comunque mi lamento che non fui abbarrato manco, io hanno fatto, si cantava da 3 a 3, no? Poi ognuno di questi 3 lo selezionavano poi a suo turno successivo, no? Primo, tipo una finale. E vedo a cantare Battero che imbottava da sapere come deve cantare con altri 2 uomini, spromano del mio, uno del buono, uno del Arzana. E come intendo so che la terra, la ponata questo companzo che vedo andare a fare come la ponata io che non dovremmo andare. No, che tocca dai settari, poi schira chi no, la ponata io mi sto andando. Chi che sa barra la barra, ma dove andando? E non che siamo andati. Poi dopo che mi cercai, ma non mi via, compreso, mi sono andato. Poi mi hanno leato dopo 2 ore, sapete una coppetta di riconoscimento, però mi fu fuito, no. Appena va meno mi ha dato a capitare Bruno. E poi Poi è scapitato, sanno poi in 71 che usa la conto sa prima possa festa del Spirito Santo devono cantare Mario Massa e Giovannesio, sa gara. Quindi sul comitato mi ha invitato a canare con isso e tutto, non mi conosco. Però vi è tutto programmato, questa cosa, compreso, del suo comitato. Canammo e tutto, per sconosco poi che siamo resi a piatta, io vini a prontende per cantare in su palco, con amplificazione e tutto. E da improvviso questo del suo comitato, tutto pare, mi hanno afferrato e mica a forza mica ne fattesi era su palco. E mi lamento che in su palco, che non siamo manco nel tempo, poi mi dovrà fare la terra, con tutta questa gente di Ida, di fronte in cui potete pensare come ti via, brigonzoso come ti via. E tanti giorni se mi lamento che mi dico, come sezze mie, lasciate la mia, che come non si vuole. E poi mi dico, sezze mie, se no ti cadobbo. che servono, quindi. Mi ha fatto barra forza. Poi da notte, infatti da notte mi ha nottata ancora, senza mai la intesa registrare nulla, da Mario Massa, che mi ha nato, come ti vedi, questa notte, io Bruno, va che a questa maniera, in vita tua ti fa che onore, che sono amico tuo, questa sera mi ha nato che va che il suo pastore, e si da questa gara a suo colore che non si stravagliando in miniera, ma come pica palco quella sassamma che su esse ti fa che più sfamma, sa prima,
Poi quando mi hanno inteso, vai a vivere questo uomo di Scaleprano, che poi me l'hai andato a poi, che lavora io da, come non mi lamento, quando mi facendo sta di cambi da mano ancora, e comunque rientrando a Scaleprano, e vai da altra gente paesano suo, in bidano. E quindi non aspetta che per sagare poi te capuri, stasera ascoltiamo la gara, poi rientra a Scaleprano. E quindi mi hanno inteso, poi in Scaleprano che devono organizzare questa gara di unitate, tanto li hanno assordato su comitato, poi hanno invitato questo amico appunto di questo picciocchio in Cairo, con io, e sanno mi hanno invitato, poi mi hanno invitato San Tutto a Cardeto, a festa Santo Paolo, e comunque a tre battere logo, su me. Dunque, tu non bicchieri a salzare sul parco e non E bisogna poi più a abbasciare. pago, questa cosa è seguita, ma si chiede invitare, e via. Certo. Ma come tu hai cadere sul parco, ti mergalo come ti sei prima di? La dimora è sempre. Ma Moria per sempre che questa gara è sempre no, questa gara no. Non isco, ite devo cantare, ite tema sammitana. Non isco come te sa conca che a volte si murgoi, a volte si murgai, bisogna che da notte si che si ammutta non veste e tanto bada difficoltà in pruso e purtroppo questo è un mistero questa poesia improvvisata. E quindi per sempre, questa attenzione, ma non solo andando a cantare, già di prima è inutile. Ma ti capita che magari si de malamutta e invece dessini cosa più bella, sa? Quando non pensiamo molto non possiamo essere cose più belle, se magari nos arrangiamo e tutto, che poi con esperienza, che poi sono davvero toccato allo fare. Però sa dire che se sembra molto, tieni quella ispirazione, sto tutto in vedo perché tenza da conca con più facilità, con tutto pruso, sa mente sprusa aperta, bisogna che da notte se, come te che ti si serra da una ventana e non vite se, però questa è una cosa naturale. Che non esca Deo, se vedi stato a me, se Deo aveva stato mere dessa mutta, lei ha comandato Deo, lei ha cantato sempre bene. Però non credo che vedi stato un mezzo, che sa bellezza se canto improvvisato c'era questa difficoltà, che beste. Difatti, se tu avevi già isciuto lo tema, sa? Los argomenti Ma perché io, per esempio, non credo scrivere mai che a volte è capitato che qualcuno, quando telefono possa gara, ma è tanto se mi può dare questo stemma, non da che intendere, quando anda in non credo scrivere nulla, che sa mente deve essere libera, che no, non mi disturba di brucio. E da isco, si vede a scrivere che devo cantare questo tema, grazie, in un luogo, a barro pensando ai gusti, mi disturba mentalmente. Invece no, sa mente deve essere libera, deve improvvisare, in suo momento tu devi improvvisare, qualsiasi tema sia. E questa è la stessa regola adesso canto improvvisato. mi sa che ne pensare che la poesia che a che stu adesso cantatori è nata poesia a bolo quindi a volare, mi ha dato un'idea. A bolo, quindi se d'improvviso è bola e non torna a pruso. Volare, cioè mi ha dato l'idea della libertà. Tu ti intendi libero quando canta, sa? Sì, sì. E come in testa si Libero intende è libero? proprio, cioè in sa poesia è pericoloso, in sa poesia vado un montone di esempi, in forza del suo valore, della poesia, del suo che si narra. Poi bisogna detto che uno può narrare su chi chiede quando canta, e tiene questo spazio che non lo può disturbare nessuno. Quando sto cantando te, il suo collega, gli piace o no, deve ascoltare. Poi quando canta adesso, mi piace o no, deve ascoltare. Non come te fa in Parlamento, che non si comprende babbo con figli. Quindi è un esempio di democrazia, pure di dialogo di democrazia, che ognuno tiene questo spazio suo. Ed è per rispettare questo spazio del satiro può dare. Certo, questa può essere una bella lezione per me da sì. giovane, ma per i promanno, oggi come te sto, e te ne pensa. La poesia è sprena, ad esempio, Orbello, che purtroppo oggi stiamo conoscendo un'era canto la gioventù non è più abituata a intendere, né a ascoltare, non tiene più pazienza di ascoltare, non comprende manco il suo valore che a volte si sta incostando. E pruitta secondo te? Non sono abituato a ascoltare più in domicilio. Da in cui dipende. Noi quando siamo minori, quando sbagliamo che fai da io, non fa che da barre sau cammetta che tocca da barre riscortendo. Cada uno sa regola è differente da oggi. Ma oggi no, oggi noi ascoltano, oggi giocano su telefonino. Andiamo che troppo prima, ma è troppo comodo a Saterana. Non fai troppo prima, che l'educazione che non è andata a noi si non si è fatto bene. Come noi scodeo che sia mezzo, ma non credo. E quindi da in cui questo pure può essere, poi
va troppo un montone di altri disturbi di varia natura, che arrivano con questo social e quindi va una confusione a livello culturale, a livello folcloristico, non si comprende più nulla. Nas che siamo usando nostro painantes. Ma troppo innanzi stiamo sfruttando queste opportunità, queste tecnologie in maniera secondo me sbagliata, troppo in cose che a volte fanno più danno che bene. Stiamo lasciando dormire la mente a volte per lasciare lavorare queste intelligenze artificiali, tipo su telefonino e tutte queste cose. E questo tema, questo argomento è mai capitato in qualche gara? Quale? Dell'intelligenza artificiale, dei social? Ma beh, cosa ragazzi, insomma, di vedere queste cose, per esempio, quando una innovazione e questa identità, questa è, tante volte, e bisogna tutti questi esempi che ognuno fa. È l'argomento più difficile che ti è capitato? Ma l'argomento non è difficile, l'argomento dove quando sono in Mottavona mi pare che sono tutto. Quando non stiamo a mano, per i temi scantato su altre porte, con facilità, sanno che si è male, si è in difficoltà di tutto. Non si tratta di su, si tratta di commenti sodevo. Non è che, a volte stai da un tema, se tu per esempio, un anno, pare che stai in San Veromili sei mai andato a difendere, mi tocca l'ISIS. Quindi a difendere l'ISIS, come ti si va che devi difendere l'ISIS? È esatto. Però quando mi danno il suo tema, in questo momento devo interpretare questo e devo difendere l'ISIS e mi sto a cantare questo. Non potevo andare che devo che avevo di accordo con chi andava a fare attentati, a boccare innocenti, attentati terroristici. Però devi andare che quando si arriva a creare un'associazione terroristica che fa cose in palasa, che hanno agevolato questa cosa, su che hanno fatto l'Occidente in luogo sensoro, non è che ha agevolato, quindi sono pure intento invasione, si intento sorpreso da parte nostra, e quindi sono vestiti a campo tutti questi sfoghi che non sono di denari che sono benefatti, però viene colpa di altra gente pure. Certo. E comunque tocca da arrangiare a rispondere al suo collega e a fare questa partita. Ascolta, tu sei andato a diversi locos o a diverse estas in Sardegna e per i fora. Qual è questa esta che ti ha spiuso? Le feste, noi cantamos in tutto e vado a locos canto. Lo stenzo pruso in stima, locos canto canto di piuso e vidas tipo tornare ma non da bene di cliccare una che poi sa sattere però. No, possiamo questionare per le manifestazioni hermannas, per esempio Sant'Efisio. Sant'Efisio è capitato in Castello una paio di volte che sono andato e ne pure, però questa festa che mi ha esco da festa proprio l'ambiente paesano, canto vedesco con l'ambiente bello che è proprio l'ambiente di questa festa, che sa poesia pure, ragazzi, poi per oggi una raiata, sa metà di questa gara è scondizionata da questo ambiente quando si canta. Capita nel logo si canta sempre discretamente, ma il logo si canta quasi non si riesce a fare una gara in grazia di Dio. È vero. E dunque non dipende di tutto, dipende di tutto su. E questo ambiente come sono sempre più frequenti dei prima. Quando tu vedi spacca attenzione, la gente non ti aiuta, non sono pure da spiatta scarica di gente, quando scorta iena, a me mi raccontano su scuole carmanos, le femmine che vediano, la gente all'attende su Vizzichini scortando questa gara, andavano tutti. Come non ragazzi, come. E purtroppo, però, e te ti manca da gara di prima? Una di queste cose che sono in come, questa attenzione di Bruce, certo, mancano quando si stima sul rispetto che io per gli altri colleghi che teniamo, ma come pure sono contento con colleghi giovani, sono bravi, che poi questo non va da questo ambiente esterno che queria che si era barrato legato a queste cose sue. Ma in un contesto quanto
Poi sarà mamma, è una gente che limba in sopra sul figlio spuro, e crescendo una categoria di gente che non fa da più sardo, e se si richiede a gara è costrinta, che andiamo a cantare, questa gente non comprende su che naras, certo che amore questa cosa nostra, ma questo è un argomento, non va più su affunguto, non abbiamo che deve risolvere, l'orgoglio di questa gente, di intendere popolo, di essere orgogliosi e fieri di essere lingua nostra, che è meta più antica italiana e che è meta più nobile, che ha rappresentato una storia di una civiltà che esiste da prima della civiltà di Roma. E però noi è tutto che l'intende questo orgoglio. E questo è un danno per questa poesia, un danno per tutte le arti nostre. E per questa identità. È un danno manno. E poi secondo te come oggi che stiamo sempre più spacco su spizzino e sardo? Quindi, che dipende da sua babbo e sua mamma. Aggiunto un anno lo fa che questo social, che tutti i messaggi come non arrivano certo in lingua sarda, ma sul danno manno che uno piccino è in grado di imparare tante lingue quando è minore, con una facilità naturale. Però che se babbo e sua mamma le nega da lingua sua, questo piccino su sardo, con chi lo fai? A lui impara. Se italiano è bello che impara in asilo, in scuola, però se babbo e sua mamma mancare su viso enza fai dentro l'italiano del asilo, li deve fare dare sempre la lingua solo. Che è un aiuto umano, puoi imparare l'italiano pure. Che chi insegna l'italiano su viso e noi scriviamo la grammatica dell'italiano, non può insegnare una lingua senza scrivere la grammatica. Che lo guasta, e poi questo piccino l'italiano giusto, perfetto non lo impara più. Poi è già ha già acquisito quel difetto che l'hanno inculcato su babbo e sua mamma. E non andrà bene. Invece se noi sfidammo, se è una cosa naturale, ognuno sa lingua sua, fiero di appartenere a questo luogo, a questa terra, a tenere questa cultura. Poi se italiano, che sono lingue che non sono nostre, che però l'ardevimo si scrive, cosa si imparano in scuola? Qual è il suo problema? Poi uno deve fare a suo video su sardo, su italiano in domo. Poi quali motivi? È questo che non si comprende. Invece, come tipo ipocriticare di conoscere, i studianti, mi sono domandata se va via anticamente per i cantatori aseminas. Tu andare mai conosciuto, andare mai inteso? Io ho conosciuto a Tia Carina Varina e abbiamo cantato pure. Ho cantato pure una volta con essa in Baressardo, con essa e con Saverio Sodde, questo che ha parlato del Bono, che cantai scorso anno, con isso Meda. E poi è stata Maria Varina, però non l'ho conosciuta, sapete di Antonio Varina di Osilo, che ha tenuto una storia in Sargara, è una brava improvvisatore. Però non l'ho conosciuta mai personalmente. Però Tia Carina l'ho conosciuta. E per te non mi dà abbinda come Eminas che ha cantadoras? No. Confronto lì da commentare per esempio in Serbia Basca. In Serbia Basca battono un montone di pizzini giovani che andano a cantare con i suoi uomini, hanno essere più femmine che uomini. Che in cui è successo? In cui è successo che si intervento è stato intervento sulla politica pure, che ha alleato la gara poetica alla scuola pure, a spiegare su che noi siamo sempre, anno e anno, sempre provvende a narrare, e però noi scurtannemmo, come che vediamo sul muro. Invece che la poesia basca è una forma differente della nostra, però è improvvisata e tutto. Ma in cui hanno un'importanza a manna, noi andiamo ad ascoltare migliaia di persone, e quasi tutti giovani, e cantano tutti femmine, poi sono legati alla lingua, poi la lingua è il fondamento dell'identità, come è logico che sia. Uno che abita in su del Rino, di Sarbidar Bascas, se non fa da su basco, poi sono er basco. Tu puoi sperare abitare in essere nascido in ma se non fai questa lingua, poi sono non ser basco. Io sono legato proprio, sono orgoglioso, fiero di essere un popolo gai, cosa che non teniamo a Sardegna. E quindi noi che bappizzinnas che teniamo vergogna non solo da cantare, ma dell'arbitrio scurtendo questa gara. Che non è che stanno a caire vergogna, che non è che cosa può bezzo, in questa ignoranza e queste cose vergognose devono rinnegare queste cose sue. Questa gara poetica sul livello che in Sardegna non è per un altro luogo. De commenti se su popolo sardo poi
E là, in Sardegna non vai a prima, non vai a festa quando non vi fai gara poetica. Non fu possibile fare una festa che è una gara poetica. Ma già prima della rifatta di Antonio Cupeddu, la prima gara, nel 1896, nottieri. Ma la gara poetica ha tenuto un'importanza già prima di cantare nel suo palco. Matteo Marau, del 1700, e fai da io, in Armonia dei Sardi, su valore della gara poetica, Calvino Angelo, su 1830, con Sosanno, e tutti i altri che non fai dato. E dunque l'importanza di quest'arte è sempre stata, ma la poesia è scuda che ha unito una comunità che, come del suo contrario, come da vita sono facendo due spettacoli. No? E non abbiate la gara poetica e non abbiate neanche in altri spettacoli che erano un po' sorgiovani. Ma a Sama Tessora? A Sama Tessora del suo contrario, che è andata a annullare proprio sul senso di questa festa, che questa festa nostra rappresenta una, due o tre giorni, quando la comunità si unita a pare. Quando tu andai a dividere la gente, e che narrare giovani o anziani, la gara poetica anda bene per un sponsor giovane, se l'hai ascoltato che per un anziano. Che a me tornare è antica, ma noi siamo questo spettacolo moderno, noi cantiamo su che vediamo in storia che stiamo cantando. Sono fatti che succede in Sadia prima. Magari che era moderno un cantante che è in Bantano cantando sempre la stessa canzone. Questo è il moderno, noi che cantiamo queste cose che vediamo, che succedono in suo mondo e tutto, no? E quindi questa è poco conoscenza dell'arte. Ma come te possiamo usare per accorciare a giovani questa poesia, questa gara poetica? Su che siamo nati da 40 anni, che questa gara deve entrare in queste scuole, come hanno fatto un servizio al Basca. Se noi non lasciano questa possibilità di andare a queste scuole, fare qualche convegno, dimostrazione, sono spizzini si appassiona e ischiano i testi quest'arte. Però noi siamo Deus tenendo a potente qualche incontro con tutti gli assessori regionali dessa cultura in questa regione Sardegna, dai quando una prima dia io mi sono fatto una riunione in Badasaliche tra Bolotta e Celano, vi vede ancora tu per Pesoggi, vi venne tanto il presidente Serrenti, presidente della regione, e su che li siamo tornati tanto, a non dare questa possibilità, però questa poesia, io sono iscritti manco che esistere. Che sono gente che secondo me non vengono a qualcuno, ma in generale no. E cioè non si rende conto dell'importanza che tiene quest'arte. Come hanno fatto su Cantatenore, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, va bene. Ma la poesia tiene un'altra importanza pure. Su Cantatenore rappresenta una parte della Sardegna, ma la poesia rappresenta tutta la Sardegna, da Deulada fino a Santa Teresa. Deu in so scoile che canto dei pastori, ma deu in so scoile di Sozzastra e di Cusarzone. Non ho mai inteso da cantando pastori cantando a terra in so scoile, tutto cantando a poesia. Quindi non si deve fare finta che la gara poetica tiene l'importanza che tiene. E però di questo, come speriamo che siamo fare un comitato, speriamo che sia una cosa che è andata da in avanti, per proporre la gara poetica a patrimonio del suo, come te stesso, su canto improvvisato sardo, patrimonio dell'UNESCO. Che sai? Mi chiede di impegno, ma tante cose che lo meritiamo per spazio che questa poesia improvvisata, posso che rappresentato, posso personaggi che non si hanno regalato. Gente come Raimondo Piras, Giove Pesoggi, Antonio Cupeddu, non è che lo hanno dato la arte di Sardegna, solo la poesia lo ha dato i personaggi organici. Non potremmo fare finta che sono nuda, che sono nascito sponuda. Deus vi è stato, a suo posto del suo presidente della regione, ha imposto, con suo sonetto del Tio Raimondo Piras, a vostra lingua, lei ha imposto in tutte le scuole, in tutte le entrate iscritto, per la lingua sarda. Però bisogna essere sardo per fare queste cose, non solo abitare in Sardegna, bisogna all'intendere sull'attaccamento alla terra e alla identità nostra. E questo purtroppo in Madarlogo non basta. Oh, ma queste scuole non hanno neanche la storia della Sardegna, non di altro. Mezzo non deve fare questo che non... Dunque tocca di cominciare da Ennedda. Ma noi ci possiamo solo proporre, se a noi se non si scurtano, non facciamo noi.
Ma tu sei andato a questionare de gara poetica a le università, a le scuole? È scapitato con sicuro, però sempre per iniziativa di qualche mastro, di qualche docente che non ci ha invitato, che non ci ha sono a Castello pure, è scapitato. E sono giovani come te? Un giovane, addirittura, sono giovani, hanno organizzato una gara poetica all'università. E lei mi ha fatto, io con subito tutti i giorni a Garat. E come ti è andata? Organizzata adesso sono giovani. In Tortolino abbiamo scantato Battero che bannero del Vilo in sa superiore di Tortolino. Gara sono organizzata sul Spizzino. Un anno mi hanno telefonato che anche gli hanno mandato un aiuto a scuola e a suo comune pure di Tortolino. Poi lo sa aiutare perché questa gara poetica anche non lo potevano aiutare. Ma gli hanno telefonato questo Spizzino, tanto le giapponesi che anche se vincono 80. Sono spizzino da una Spizzino delle scuole. Tanto le giapponesi no, chi siete scottando oggi, no. Già andiamo, se le giapponesi facciamo una gara gratis per voi. Che non scherzo che pagate a voi, ma loro devono aver aiutato a chi è, che se avete stato 4 spettacoli lo hanno aiutato. Però è bello che su spizzino si imparano a spendere su denaro per i pro, la cultura, per in questo caso. Però su che mi ha dato fastidio è che se scuola non vede interessata, se scuola in generale, la dirigenza scolastica, però la queria su spizzino. Secondo me è il regalo più bello che tu che ti dai basso, questo desiderio. Non dai un sistema adesso, insomma, cosa bella, che però non sono seguite, che poi non va mastro che si interessano. A livello politico, accanto devono dare la direttiva su queste cose, che vada assessore a questa cultura che noi scriviamo anche te su canto improvvisato, scusa, e stiamo andando a finire. E scusa il suo problema. Si scuola caretata da arto, quindi. Non lo possiamo cambiare noi, il suo programma scolastico non lo può fare Deo. Però se hanno cominciato a fare queste cose, ha cambiato cosa a metà, però non deve fare. Ascolta, ma tu hai un poeta che da grada a meda, o che da sempre aggradato, o per i caneri minore? Aspetta, scappo conosciuto prima, scappo conosciuto Romano di Ammie, lo sapevo sempre ammirato tutto, scappo cantato dall'inizio, dal comincio, per me viene mastro, mi sono piaciuto sempre tutto. Tutto, non viene da tu che protenetti? Con qualcuno ha pubblicato in Pruso, come te, tipo Mario Masala o Francisco Mura, però bravo con Zizi che ha poi cantato Meda e mi sono sempre cantato bene e tutto, per me è stato a potente sonoro cantare tutto per episodio, su Mattis, per me non ho provato in tempo a riconoscere a Teore Mondo Viras, su Romano di prima, però e poi ho proseguito, ho conosciuto per gente dessa data presa poco mia che ho cantato con i suoi pure e tutto, e come sono cantando con giovani di Ammie, che sono bravi e tutto. E non è che mancano solo i poeti in Sardegna, mancano chi non fa che sargare i poeti. Come te nasce? I poeti nascono quando è ambiente e poesia. Però babidda che non fa che manco sargare, come sta succedendo, sono scommettato e sono leva sempre per da giovanelli. Quindi non fai manco su, in Matarlogor, manco su sardo. Poi arrivano la gente dessas agenzie di spettacolo allo sconvincere a fare su chi gerenissos e quindi sta andando a questa cosa. Ascolta, tu hai a casa poesia improvvisata sul palco, ma scrivi e speri? Io scrivo a tempo sperduto, io scrivo. Quindi abbiamo abbiamo un libro di poesia di Bruno Agus? Beh, non ho mai scritto libro, però ma cosa si è scritta qua in sfoglio può essere pure una dia che dentro canne in pezzo. Fra me da sanno, dunque. Ma va qualche cosa che ti scherrerà in questa vita, de manno? Oltre a tutte le cose che tu mi racconti. De manno riguarda quest'arte mi dia da piacere che questa poesia sia tornata a fare parte della comunità dell'arte come te lo faceva prima. A essere un'arte rispettata per ciò che merita, per ciò che ha dimostrato, che noi siamo stati personaggi che l'hanno sempre decantata, personaggi che l'hanno sempre vantata, tipo Antonio Grammis,
e bustiano usata, in che possa gara che l'hanno sempre, però poi Antonio Grammi se bustiano usata non mi ha preso purtroppo. Ascolta, tu sei andato per a Parigi E e come ti è andata? in cui abbiamo fatto dimostrazione, abbiamo un interprete che traduivano i suoi cantaimmi, e siamo in sovrappressione, no? Da sardo o francese? Chi non mi torna al suo Però sconto? iscrivono, però non resessiano, abbiamo scantando per alleno, può dare sora de... Però su un certo tutto l'hanno compreso, tutto. Poi in questa occasione, in questi improvvisatori delle Baleares, di altra zona, di Spagna, a me, e sono spuro, mi ricordo sono scorsi che hanno spuro. E sono spuro quando si fa una domanda, che come si abbizzano che è diversa, è stata una bella cosa. Però poi come Messaggio ti si scuola. stava a tornare, per esempio, da Parigi a su Redentore? Sul Redentore siamo in nome nostro, siamo in suo luogo nostro, dunque in Parigi vedi ascoltare a caras curiose di schiere una cosa che noi schiano, ma sul Redentore di ascoltare gente che ha questa passione per queste cose nostre e tutto, e quindi dunque è una cosa... Gioca in casa come antesenato, Un altro in domo conto. nostro, bello. Ascolta, come dipedo una cosa che non dice organate a Cruz di Veneti, qualche verso pro dedicato a Boges de Hominis. Si di Veneti una dedica a pro venire in bellezza a questo incontro. Può dire la verità, e non sono andato a macchine. È stata per me pure una novità, ma spero che non tenga confine. La trasmissione del Boges di Hominis che rappresenta la nostra identità. E io spero che tenga successo e che si vada a aumentare il nostro progresso. Vi posso postinare grazie che è stato un finale veramente bello. Grazie a voi che siete venuti, ci mi ha fatto piacere e onore. Che in questa bella paragola vi salutiamo e noi vediamo nella prossima puntata che in altri artisti sardos. Adios.